E siamo arrivati al mese di agosto. Mese di agosto piena estate, ma in realtà per noi il mese di agosto è interessante per continuare la nostra ricerca verso il significato del nome dei mesi. Questo mese dell'anno, infatti, nel calendario romano era il sesto mese dell'anno, infatti era definito sextilis. Con la riforma invece voluta da Giulio Cesare, il calendario è stato riportato ai 12 mesi dell'anno, per cui il mese di agosto è diventato l'ottavo mese. Arrivando poi ai tempi dell'imperatore Augusto, per commemorare le vicissitudini, i successi ottenuti dall'imperatore, l'ottavo mese dell'anno è stato definito agosto, dal nome appunto dell'imperatore Augusto. Tant'è che lui ha voluto ricordare un particolare periodo dell'anno e dedicare questo particolare periodo dell'anno ad un momento di meritato riposo. Infatti anche la Chiesa Cattolica ha voluto ricordare la ricorrenza laica e la fa combaciare con la ricorrenza religiosa dedicata all'Assunzione di Maria, che è appunto il 15 di agosto. Pensate infatti quanto sia importante il mese di agosto, tale da dare altri significati, ad esempio ai prodotti che possono essere raccolti o seminati nel mese di agosto, che sono definiti agostani. Infatti quando si parla di un prodotto agostano si pensa immediatamente alle pesche o ai pomodori, che trovano il suo massimo vigore in questo particolare periodo dell'anno. Voi questo lo sapevate? Quale altra curiosità conoscete legata al mese di agosto? Se me lo dite, lo potete scrivere come nuova informazione qui sotto.